Allora, oggi a Bari al Bifest, Domenico Croce, regista di Vetro, che esce il 7 aprile in sala, e la prima domanda inevitabile è: che emozione è? Tu vi arrivi da un corto, questo è il tuo debutto, il 7 aprile si arriva al cinema, Sicuramente cioè tanta gioia e soddisfazione, ma anche una discreta ansia. immagino, infatti, perché comunque poi c'è la responsabilità di chi andrà in sala, poi dovrai accettare le prime critiche, i primi commenti. Come ti Assolutamente. stai preparando? Corsi zen? Ma al momento no, mi godo la mia ansia e magari continuo a lavorare ogni tanto se ci riesco e, e aspetto, e Certo. aspetto. Senti, tu venivi da un cortometraggio, adesso il lungometraggio, da dove nasce Vetro? Perché Vetro? Perché hai scelto Vetro poi che è un film che è difficile, non è un film complesso, affascinante, ma comunque un film forte. Perché proprio Vetro? Vedro nasce appunto da un soggetto di Luca Mastrogiovanni e Ciro Zecca e sì, assolutamente dalla prima lettura già si avvertiva queste complicazioni a livello tematico, un po' di messa in scena, però questo è appunto, si ricollega al discorso dell'ansia di prima. Purtroppo o per fortuna avverto una sfida all'interno di un progetto, Ti ci piano bu- piano Ah, vengo ok. assorbito È tipo un e mi polo ci che ti attrae. Esatto, esatto. Cioè, se era troppo facile non lo facevi. Se era più facile no, non lo facevo. Ma c'è anche un discorso ovviamente tematico, nel senso Vetro racconta attraverso il genere, attraverso una trama scritta, elaborata, ovviamente con i suoi plot twist, Sì, su eccetera. vari livelli anche, esatto. Però racconta essenzialmente una riscoperta di se stessi quando veramente gli affetti scarseggiano, non ci sono, quando si è soli e si ha paura Che c'è e un'aridità poi, no? Proprio un'aridità. esatto, c'è un'aridità anche sentimentale in un certo senso, però il soggetto si prefiggeva veramente l'obiettivo di raccontare poi una riscoperta di se stessi, una riscoperta di una forza interiore, una voglia di rivalsa personale e questa cosa mi ha affascinato e quindi le E quindi sei complicazioni, buttato. esatto, le complicazioni erano veramente solamente il miele su cui... Esatto, sei finito. Senti, chi sono i riferimenti della tua estetica, i registi con cui sei cresciuto, diciamo? Allora, Proprio i miti, i quelli che c'hai miti, le foto nel cassetto. mito, i miti in assoluto per me, allora è uno in particolare che è Steven Spielberg e Così, un così, nomignolo un così nome proprio. che lanciamo così veramente sul tavolino. Sì. E a livello affettivo Ma però quale Spielberg però, scusa? 70, 80, 90, 10? più, non lo so, 70-90 forse, però in realtà Vabbè, sì, poi è una passione che ho, cioè, mi sono appassionato veramente alla sua filmografia, al modo in cui si sviluppa, sì, poi se vuole. Ma in qual è cui il tuo film vaglia. preferito di Spielberg? Qua è tosta. Sicuramente Lo squalo è nella top 3, se non è proprio Ah sì, eh? il preferito in Perché spesso assoluto. si cita Schindler's List per forza di cose. Sì, però forse perché, non lo so, forse perché sono giovane e in qualche modo mi sento più vicino a quel tipo di sperimentazione che affrontava lui quando ha girato quel film. E, cioè, mi piace anche proprio l'aspetto, se vogliamo, produttivo di messa in scena Sì, che ha sì. che si è dovuto inventare in qualche Sì, modo, sì. per cui ha dovuto lottare per portare avanti quel film. Schindler's List è un capolavoro, così come Salvate il soldato Ryan. Però se Sono tu ci film. pensi che è pazzesco che nel giro di un anno lui passò da Jurassic Park a Schindler, cioè due film che sono però paradossalmente l'opposto, Sta e lui li cosa, fece cioè, nel giro di 12 mesi, cioè lui stava poi girando mentre finivano di montare no, Jurassic Park. cioè, veramente ho la pelle d'oca. È una cosa Pazzesco. che mi mette i brividi veramente della sua capacità di prestarsi all'arte e al mestiere, in qualche Sì, modo. esatto, perché poi lui sa essere autore quanto poi regista di intrattenimento puro, e Esatto, quindi quella di è la blockbuster, grande. tra virgolette. E poi dopo Spielberg? Io ci ho Dopo visto Spi- anche un po' di cinema indipendente americano, qualcosa nel film. di cinema Sì, indipendente sì. No, contemporaneo. anche insomma, delle cose anche di ieri.
Allora, questa la devo dire perché a livello dilla. effettivo sono estremamente legato alla trilogia del Signore degli Anelli. Nel senso che quello... Cala Peter Jackson, dopo Spielberg quindi, Peter esatto, Jackson. Peter Jackson Dai. in qualche modo. Quindi anche là la sua follia, passiamo il termine, tra virgolette, e, a livello sentimentale perché sono stati film in gioventù Che veramente ti hanno formato. sì, che mi hanno aperto la testa, cioè che mi hanno fatto dire ah ok, Certo. allora Ma per Vetro invece ce n'avevi uno cioè, che ogni tanto dicevi vorrei fare cose come estetica anche proprio? per Vetro è veramente in realtà un mix a livello di reference, cioè sicuramente Hitchcock, al di là della sperimentazione c'è non lo so, un substrato veramente di messa in scena di cinema Classico, sì, è vero, sì, è vero. che arriva da là, ma anche da un altro autore diciamo, del passato che apprezzo tantissimo è David Lean, quindi il suo modo di bloccare la scena, e andando ancora più indietro Fleming con le sue follie veramente da one shot. C'hai comunque tanti Sì, riferimenti. Tu hai citato anche Gianni Amelio perché è stato il tuo insegnante anche è stato il mio docente al centro sperimentale. E lui cosa hai portato via da Gianni Amelio? Che anche lui ha fatto un percorso pazzesco. Assolutamente. Beh, Gianni ha dato tantissimo, cioè quel discorso anche di scoprire il proprio coraggio, scoprire cosa ci l'azzardo, piace, esatto, l'azzardo, cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa ci piace fare, cosa non ci piace fare e perché. Arriva tutto da quel percorso là che ho fatto con Gianni e in parte anche con poi specialmente nel secondo anno anche con Daniele Lucchetti. Ah, grande Daniele Lucchetti. Senti Domenico, la sera del 7 aprile La sera del 7 aprile spero di che andare... farai? Fare presentazioni? Non so se ci saranno Dove ti presentazioni. chiudi in casa, spegni il telefono, spegni Sì, tutto esatto. e ti svegli il giorno dopo. Lockdown, clausura Che poi sociale. il problema è, adesso questo alla fine Vetro esce il 7 aprile, fatto, finito, ma è il dopo. Poi tu hai già qualcosa nel cassetto assieme alle foto dei miti, c'hai altro... C'è qualcosina, sì. No, come ti dicevo appunto cerco di liberare l'ansia anche dedicandomi ad altro. Stiamo scrivendo al momento su un progetto sempre in collaborazione con Fidelio, che sono i produttori di Vetro, e in questo momento siamo in fase di definizione del soggetto. Vabbè, quindi stai già insomma pianificando anche il Sto futuro. pianificando, sì. Vabbè, allora Domenico, che si dice? In bocca al vetro in questo caso. Cosa facciamo? Crepi comunque. Dai, crepi il vetro, date una bella crepa al vetro. Una crepata. Domenico Croce, grazie mille. Grazie a te.